dramma per musica Arsilda Regina di Ponto, in 3 atti, di Vivaldi, andò in scena al Teatro Sant'Angelo di Venezia nell'ottobre del 1716 su libretto di Domenico Lalli. In realtà si tratta di un pastiche che mette insieme pseudo-ricostruzioni storiche, non è mai esistita un'Arsilda Regina di Ponto, con scambi di persone, equivoci, tutti espedienti atti a giungere alla felice conclusione del dramma con il matrimonio dei protagonisti. Con l'aria appunto Col piacer della mia fede, siamo nel primo atto, nella scena terza. Si tratta dell'aria di Nicandro, che è un giovane che dichiara la propria fedeltà al protagonista Tamese, il principe Tamese, promettendogli di aiutarlo a riconquistare il trono che Tamese crede ingiustamente sia stato usurpato dalla sorella Lisea. Tutto si risolverà ovviamente positivamente con il matrimonio delle coppie.
L'opera in 3 atti di Antonio Vivaldi, Il Giustino, andò in scena al Teatro Capranica di Roma durante il Carnevale del 1724, su un libretto che fu rimaneggiato molte volte e che era originario addirittura di un'opera di Giovanni Legrenzi, che era stato un libretto scritto da un anonimo che fu poi rivisto e ripreso da Nicola Berengan, che a sua volta modificava un libretto di Pietro Pariati per un'opera che egli aveva allestito, appunto, approntato per un'opera dal titolo analogo di Tommaso Albinoni in 5 atti. Il soggetto questa volta è un dramma storico, perché i personaggi sono realmente esistiti. Si tratta dell'imperatore Anastasio I Dicoro, che è l'ultimo imperatore della dinastia costantinopolitana teodosiana, detto Dicoro perché appunto aveva 2 pupille, una di color nero, l'altra di color azzurro, che regnò tra il 491 e il 518 a Costantinopoli. E il suo rivale, che era un capo goto, si chiamava Vitaliano, che sfruttando appunto il malcontento serpeggiato soprattutto tra la nobiltà a cagione del fatto che l'imperatore sosteneva la religione monofisita, organizzò una grande rivolta con l'aiuto addirittura dei capi unni, che però fu repressa grazie all'intervento di Carino di Siria in una celeberrima battaglia navale. Questo quindi è un'opera che si basa su fatti realmente accaduti, anche se poi ovviamente Giustino è un personaggio totalmente inventato, frutto dell'invenzione della fantasia del compositore. L'aria che noi adesso ascolteremo è appunto quella che ha per titolo Vedrò con mio diletto, tratta dal primo atto ed è l'aria dell'imperatore Anastasio.
Il personaggio di Griselda è un personaggio molto caro alla tradizione medievale. Già la leggenda del XII-XIII secolo, Griselis la Patience, Griselide o la pazienza, racconta in parte la storia che poi Boccaccio riprenderà nella sua ultima novella dell'ultima giornata del Decameron. Musicalmente fu trattata quest'opera sia da Albinoni, da Bononcini nel 1721, ancora sempre nello stesso anno da Alessandro Scarlatti e finalmente viene l'opera di Antonio Vivaldi del 1735. L'aria che adesso ascolteremo, agitata da due venti, è tratta dall'atto secondo ed è un'aria di tipo imitativo, ossia quando vuole descrivere, seguendo il testo, il naufragare del nocchiero, ci sono delle scale discendenti precipitate velocissimamente per indicare proprio che agitata da due venti, ecco, l'alma appunto non sa cosa fare. La donna, quindi Griselda, la protagonista femminile, è spaccata tra il dovere e l'amore. Il dovere di obbedire al marito che ingiunge, come nella novella, delle imposizioni assurde, come quella ad esempio di uccidere i suoi figli, e l'amore invece smisurato che ella ha per lui. Alla fine, come sappiamo dal Boccaccio, tutto si risolverà positivamente, il marito riconoscerà il grande amore di Griselda e la premierà con il dovuto matrimonio. Dall'opera poi, sempre dal soggetto, nel 1800 il compositore Adolphe Adam ricaverà un balletto e il compositore francese Jules Massenet comporrà appunto l'opera Griselidis che darà nel 1902.
La romanza numero 2 in Fa maggiore per violino e orchestra, opera 50, risale al periodo di composizione tra il 1795 e il 1802 di Beethoven, che è in sostanza il periodo anche della seconda sinfonia e di altre composizioni. Questa romanza si presenta subito per la sua dimensione cantabile, un cantabile ricavato ovviamente da uno stilema mozartiano, come era anche tipico della tradizione compositiva di Beethoven, ma viene sostanziato da una dimensione quasi epica, in cui la dimensione bucolica si eleva al di sopra della spazialità terrena per assurgere a quella dimensione trasognata di iperuranio, di cielo sopra il cielo, nel quale appunto il violino vola rapidamente con volute progressive fino all'esaltazione della sua cantabilità. Tutto in un equilibrio straordinario di dimensione formale data dal gioco di domande, risposte, riecheggiamenti e riprese dei due strumenti principali, in questo caso il pianoforte nelle mani di Maria Beatrice Boscaro e il violino sotto la mano del violinista Antonino Enna.
L'opera di Giuseppe Verdi Il Corsaro, su libretto di Francesco Maria Piave, derivava dalla novella romanzo in versi di Lord Byron, che ebbe un enorme successo nel 1800, tant'è che fu musicato anche da Hector Berlioz, la celeberrima ouverture Le Corsaire. Ma l'opera di Verdi non ebbe così grande successo, a cominciare sempre anche dalla responsabilità di Verdi stesso, il quale la sottovalutò al punto tale da rifiutare di intervenire a dirigerla nella sua prima rappresentazione al Teatro Grande di Trieste nel 1848. E c'è da dire che la sfortuna dell'opera continuò, e un episodio che vale la pena di essere raccontato riguarda proprio Venezia. Quando fu rappresentata dalla per ideazione del maestro Franco Ferrara, fu un disastro. Al soprano, che rappresentava il personaggio di Medora, e che allora era Maria Battinelli, mancò proprio la voce e non riuscì a concludere nemmeno il terzo atto. Mentre nel momento più solenne in cui, accompagnato dal pizzicato dei violini, si doveva cantare l'aria "O mio Corrado, appressati", iniziarono i rintocchi del campanile di San Marco, che quindi bloccarono completamente l'esecuzione, e l'allora direttore Victor Volney fu costretto a sospendere l'esecuzione, con il grande furore del pubblico che costrinse gli orchestrali addirittura alla fuga. L'opera verrà ripresa soltanto nel 1980 al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo sotto la direzione di Maurizio Rinaldi, con la regia della grande Franca Valeri, e quello fu certamente un successo. Da quest'opera noi ascoltiamo adesso l'aria della scena quarta dell'atto primo, "Non so le tetre immagini", preceduta dal recitativo "Egli non riede ancora". In quest'aria Medora, che ama il corsaro Corrado, si abbandona a un malinconico e nostalgico pianto accompagnato dall'arpa, in cui chiede di poter almeno dimenticare le sue pene d'amore, o se no meglio morire, e forse alla morte mia Corrado verrà a piangere sul cener mio, sulla mia tomba, e questo sarà il premio della malacrima che solo ella chiede all'amore, perché la virtù non nega il pianto per chi muore e sa morir d'amore.
L'occasione per la composizione della seconda opera della notissima trilogia popolare verdiana, la terza opera ovviamente dopo il Rigoletto, Trovatore e Traviata, fu data dalla lettura estemporanea che Verdi fece del dramma di Antonio Garcia Gutiérrez El Trovador. Si entusiasmò talmente per la vicenda che pensò subito di ricavarne un'opera e la propose al suo librettista Salvatore Cammarano, il quale si mise subito all'opera e come era suo solito, compose straordinari momenti che Verdi poi riuscì a dipingere con la sua bellissima musica, come questo Tacea la notte placida e bella in ciel sereno, che è una stanza di settenari in cui il ritmo è alternato con versi di settenari piani e ottonari sdruccioli, di modo che si ottenga un cantabile sommesso che vada a fondersi perfettamente con la linearità della musica in questo notturno luminescente in cui la protagonista femminile Leonora racconta alla sua figlia Ines come scoprì l'amore per il Trovatore. Fu una gioia che solo agli angeli provar è concessa, e al core, al guardo estatico, la terra un ciel sembrò.
Purtroppo, non appena terminato il libretto, Salvatore Cammarano nel 1852 morì. Verdi, che voleva ancora ultimare, dare le ultime, l'extrema manus, come si dice in termine tecnico, quindi rivedere alcuni testi per plasmare ancora di più l'aspetto metrico, ritmico, si rivolse quindi al grande amico di Salvatore Cammarano, che è appunto Leon Bardare. E questi, rivedendo il testo dell'amico con acribia filologica amorevole, aggiunse anche il celeberrimo cantabile dell'atto quarto, scena prima, D'amor sull'ale rosee, che ora ascoltiamo nell'interpretazione del soprano Maria Rita Scanato, accompagnata dalla pianista Maria Beatrice Boscaro. In questa scura notte, poeta preso
Anche l'opera Rigoletto è legata a Venezia. Infatti ebbe la sua prima rappresentazione l'11 marzo del 1851 al Teatro La Fenice. È un'opera talmente famosa che non ha certo bisogno né di presentazione né di qualcuno che racconti la trama. Diciamo che l'aria che noi ascolteremo adesso, Caro nome, chiude meravigliosamente la situazione drammatica dell'atto primo. È la fanciulla Gilda che nella sua innocenza, che si apre e sboccia come un fiore delicato all'amore, vagheggia il nome della persona amata, Gualtier Maldè. Caro nome che il mio cor festi il primo palpitar. La fanciulla vergine scopre quindi l'amore nel baloccarsi con il nome della persona amata e a questo nome chiede di far conoscere tutte le delizie dell'amore, che adesso noi conosceremo dalla voce del soprano Maria Rita Schenato, accompagnata dalla pianista Maria Beatrice Boscaro.
Il periodo che va dal 1815 al 1818 non fu particolarmente felice nella pur breve vita di Franz Schubert. Egli stesso era stato deluso nell'ambito professionale dal fatto di non essere stato assunto come maestro di musica alla scuola normale di Laibach, il che gli avrebbe permesso un'emancipazione oltre che professionale anche economica. Eppure, anche in questo momento, Schubert riesce a trovare nella musica uno straordinario modo per riprendersi dal dolore della vita. Si accosta, ad esempio, ancora di più al personaggio di Mozart, che diventa la sua fonte costante di consolazione e di innalzamento spirituale e di ispirazione anche musicale, come dimostra la sonata per pianoforte in La minore, precisamente la seconda, che appartiene al gruppo delle tre composte negli anni 1815. Di derivazione haydniana è il tema principale che viene enunciato nell'allegro moderato, il primo dei 4 movimenti di cui la sonata si compone. In questi movimenti si alterna la dimensione malinconica del wanderer, del perenne viandante alla ricerca di un ubicum system nella vita, di un dove saper stare nella sua posizione del mondo, da quella che era invece la sua natura sempre aperta alla dimensione primaverile, alla dimensione positiva, giovanile, come è tipico anche di questa età. Non dimentichiamo che in questo periodo Schubert non aveva ancora 19 anni, quindi in questa sonata, appunto, l'opera 137 numero 2, oppure come dice il catalogo Deutsch 385, ricordiamo che Deutsch, la D premessa al numero, è la sigla iniziale del cognome di Otto Elk Deutsch, che fu il primo editore delle opere di Franz Schubert, che ne compose il catalogo nel 1951. La sonata poi si articola in successivi movimenti come uno struggente e malinconico andante in fa maggiore e un vigoroso minuetto allegro in re minore con un soggetto impetuoso, per ritornare poi di nuovo a quella dimensione pastorale e bucolica dell'allegro conclusivo del quarto tempo, attraverso un dialogo libero tra gli strumenti, ma che ha la dimensione pastorale del paese vagheggiato dall'eterno wanderer che fu Franz Schubert. Lo ascoltiamo nell'interpretazione della pianista Maria Beatrice Boscaro e del violinista Antonino Enna.
Ampi e solenni arpeggi ricadono con argentee cascate di luce nell'introduzione al celeberrimo valzer dei fiori dall'atto secondo del balletto di Piotr Ilyich Tchaikovsky Lo schiaccianoci. Inizia così una delle pagine più note e più amate dal pubblico, in cui la delicatezza del passo si sposa perfettamente con la poesia della rappresentazione. La protagonista femminile, Clara, vede in questo balletto da un lato la conclusione della sua dimensione di sogno di ragazza, dall'altro la sua dimensione iniziatica al divenire donna. Si eleva quindi, seguendo le sonorità che l'orchestra suggerisce, in quelle dimensioni policrome e luminescenti che il valzer dei fiori innalza nel sipario del cielo dipinto sopra il paese di Zuckerburg, ossia il paese dove regna Fata Confetto. Da questo ampio disegno di valzer, Clara, danzando con il suo principe, uscirà dalla dimensione fanciullesca per entrare nella dimensione più matura, laddove il sogno continua soltanto grazie alla stupenda magia di questa straordinaria musica di Piotr Ilyich Tchaikovsky.
a Selis, in Ungheria, tra il 1818 e il 1824, Franz Schubert fu ospite del conte Esterházy e ebbe la fortuna di essere il precettore musicale delle sue due figlie, Maria e Carolina. Per loro compose molti brani per pianoforte a quattro mani, brani che non richiedevano una grande capacità virtuosistica, ma era soltanto uno spirito amicale per poter condurre delle serate in allegria, come egli stesso poi lascerà detto. E il clima era abbastanza tranquillo e era colloquiale, molto conviviale, ma le musiche vengono composte, come dirà poi successivamente l'editore, non troppo difficili, ma molto gradevoli e facili da capire. Come questa celeberrima marcia numero 1, tratta dalle tre marce militari, opera 51, che furono pubblicate da Diabelli nel 1826. Si divide fondamentalmente in due parti. La prima, ben ritmata, che rappresenta quasi questo rullo di tamburo militare, seguito da una dimensione più danzante, più lendleristica, che ricorda la grazia e la leggeria delle fanciulle che si muovono gioiose in questa atmosfera militare fantasiosa, che noi adesso ascoltiamo nell'interpretazione del duo pianistico Maria Beatrice Boscaro, Maria Rita Schenato.
Allorché Jacques Offenbach, nel suo viaggio a Vienna nel 1863, volle omaggiare l'associazione dei giornalisti viennesi Concordia con un valzer scritto appositamente per l'occasione, anche l'orchestra di Strauss, che era stata ingaggiata dalla medesima organizzazione Concordia, dovette rispondere con un analogo omaggio. Fu così quindi che Johann Strauss compose un valzer a risposta anche nel titolo di quello composto da Offenbach. Mentre Offenbach aveva composto gli Abendblätter, cioè i fogli della sera, così Strauss compose i Morgenblätter, fogli del mattino. E nacque così questo straordinario valzer che ovviamente riscosse un successo straordinario fin dal primo giorno e continua a riscuoterlo tuttora, e che noi ascoltiamo adesso nell'interpretazione della pianista Maria Beatrice Boscaro e della pianista Maria Rita Schenato.
La Pica Pica, nella classificazione di Linneo, nota ai più come la Gazza ladra, diventa la protagonista della celeberrima opera di Gioacchino Rossini, data appunto nel maggio del 1817 al Teatro La Scala di Milano. L'opera è ambientata nel periodo tra la Rivoluzione francese e le guerre napoleoniche, quindi siamo proprio quasi contemporanei, e racconta la storia di una povera fanciulla che viene accusata di aver rubato una posata d'oro, d'argento, e per questo viene anche condannata a morte, ma alla fine si scoprirà che la vera ladra è una gazza, appunto la gazza ladra. Rossini ne utilizza il pretesto però per questa sua straordinaria musica che vediamo meravigliosa fin dalla sinfonia di apertura dell'opera, che inizia con un rullo di tamburi che cresce sempre di più fino a culminare nella marcia trionfale militare dell'esercito che passa glorioso tra la popolazione festante. Poi un tema malinconico comincia a strisciare come un motivetto che si diffonde passando di rivolo in rivolo in queste dimensioni cromatiche argentine e tra il ciottolato del greto orchestrale, e si innalza sempre più in una poderosa luminescenza in quello che è il celeberrimo crescendo rossiniano fino al maestoso e declamato di tutta l'orchestra, ancora poi spumeggiante di luminosità e di colori armonici. La sinfonia si concluderà sulle dimensioni degli accordi solenni conclusivi che noi ascoltiamo adesso nell'interpretazione del duo pianistico Maria Beatrice Boscaro, Maria Rita Schenato.
Ancora oggi gli storici dibattono la questione se Guglielmo Tell sia un personaggio realmente esistito tra il XIII e il XIV secolo o sia stato soltanto un personaggio frutto dell'invenzione popolare svizzera per sottolineare il momento di passaggio di indipendenza dalla dominazione degli Asburgo alla libertà. L'opera di Rossini vuole sintetizzare nella sua ouverture i 4 grandi momenti. Inizia con un cantabile sinuoso che si infila tra le pieghe dell'orchestra nelle sue dimensioni armoniche, quasi a sottolineare il carattere della prigionia degli svizzeri sotto gli Asburgo, ma anche a ritrarre la figura morale del grande personaggio che era il Tell. Poi si passa alla dimensione della tempesta sul lago e qui vale la pena di spiegarla. Quando Tell si recò insieme con suo figlio nella città di Axnat, non sapeva della usanza che vigeva in quella città. Tutti dovevano fare atto di riverenza e di ossequio al cappello che era stato apposto su un palo della piazza in segno di ossequio nei confronti degli Asburgo. La pena per chi non avesse fatto questo poteva arrivare anche fino alla pena di morte e così il balivo Gessner, realmente esistito e noto per la sua crudeltà, lo sottopose, lo aveva condannato a questa pena di morte, ma poi, saputo che era anche un abile tiratore con l'arco, lo sottopose alla famosissima prova della mela sopra la testa del figlio. Tell, come sappiamo tutti, superò brillantemente la prova, ma fu comunque arrestato e tradotto nella fortezza di Küsnacht sul lago dei Quattro Cantoni. Ma mentre veniva portato via con la barca, ecco che una tempesta si scatenò sul lago e minacciava di travolgere la nave. Tell quindi fu liberato dagli stessi marinai perché sapevano che era anche un abile nocchiero, un abile timoniere, ed egli riuscì a governare la nave in modo tale da portarla quasi dall'altra parte della sponda del lago. Però nel momento in cui c'era l'approdo, Tell balzò immediatamente a terra liberandosi e con un calcio respinse la barca di nuovo in mezzo al lago. Poi, ecco quindi la tempesta della ouverture sottolinea questa dimensione. Poi c'è la terza dimensione, quella bucolico-pastorale, quella che ricorda il paesaggio svizzero, quel paesaggio dolcissimo che viene poi ancora di più accentuato nei suoi caratteri poetici dalla dimensione della grande libertà riacquisita, allorché Tell, proprio il giorno dopo, riuscì a appostarsi dietro un albero e con la sua freccia infallibile a trafiggere il cuore dell'odiato Gessner. Fu così che la tradizione attribuisce questo evento al 1° agosto del 1308 e la liberazione della Svizzera dal dominio asburgico divenne un fatto nazionale. Ecco quindi che viene sottolineata dalla celeberrima cavalcata che chiude la quarta parte dell'ouverture, anche se, come sappiamo, l'opera non si chiude in questo modo, ma si chiude in una contemplazione estatica del cielo che si apre nella sua dimensione di luce, di sonorità incredibili e che si espandono sempre di più verso una caratteristica di infinito, di azzurro e di luminoso, proprio a indicare il crescente anelito alla libertà che soprattutto nel romanticismo si stava diffondendo allorché l'opera ebbe la sua prima rappresentazione il 3 agosto del 1829 al Théâtre de l'Académie Royale de Musique di Parigi. Da quel momento l'opera conobbe un successo che ancora adesso viene mantenuto. Ascolteremo noi quindi l'ouverture dal Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini nell'interpretazione del duo pianistico Maria Beatrice Boscaro e Maria Rita Schenato.